Questa trasmissione è offerta da Arteni Group. Buonasera, Piazza Libertà, Udine, Friuli Doc, 27ª edizione. E noi questa sera siamo qui per celebrare la bellezza, non solo la bellezza di questa straordinaria città, di questo straordinario evento, ma anche la bellezza di 27 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia valido per l'82esima edizione di Miss Italia. Avremo tante cose da vedere, tante cose da raccontare, tanti artisti su questo palcoscenico, ma da sempre, da 82 anni a questa parte, le grandi protagoniste di questo concorso sono sempre loro, le ragazze. E io faccio un saluto da questo palco a coloro che sono qui in Piazza Libertà Udine e tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso Telefriuli, non solo attraverso il canale 11, 511 in HD, ma anche attraverso lo streaming. Tanti e tante sono le persone che seguono quotidianamente Telefriuli in Friuli Venezia Giulia, in Italia e anche all'estero. Quindi salutiamo, questo applauso lo mandiamo a tutti gli amici della regione e non solo, che abitano in tante città italiane nel mondo, che seguono Telefriuli e grazie a questa emittente riescono a vedere queste straordinarie immagini. Che dite? Andiamo subito a conoscere le 27 candidate al titolo? Credo proprio di sì. E quindi andiamo con questa sigla. A voi la finale di Miss Friuli Venezia Giulia comincia. Prego. Yeah. Let me see you dance, man. Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, yeah. Che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla, inferno e paradiso dentro di te, la luna è un sole, guarda come brilla, baby, the night is on fire. Io lascio qualche istante per fare delle riprese ai volti di queste ragazze. Un grande applauso per loro. Le 27 candidate al titolo di Miss Friuli Venezia Giulia hanno la mascherina. Hanno la mascherina perché? Perché ovviamente nei dietro le quinte in questo istante, anche se siamo all'aperto, non riescono a mantenere le distanze e quindi indosseranno la mascherina. Poi ovviamente quando si presenteranno una a una e sfileranno, questo non avverrà. Bene, a questo punto c'è un rito che si fa in ogni finale regionale, che è quello che la vincitrice del titolo, la titolata di Miss Friuli Venezia Giulia dell'anno precedente, consegna a Paola Rizzotti, organizzatrice e titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in regione di Miss Italia, la corona che poi sarà consegnata alla vincitrice di questa sera. Ma c'è un ma questa sera, perché noi abbiamo Miss Friuli Venezia Giulia 2019 che, causa Covid, non ha mai fatto questo passaggio a Miss Friuli Venezia Giulia 2020 e quindi le abbiamo tutte e due con noi. Iniziamo con Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Sotto questa luna piena, Vai. under the moonlight, come on, yeah. Baila, under the moonlight, come on, sotto questa luna piena, baila morena, E poi Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Dicevo, vai. Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020. I got to have it so bad. What do
tardi le avremo con noi, parleremo con loro di quella che è stata l'esperienza, però c'è un però, come ho detto, che quest'anno è mancata la consegna della corona alla vincitrice dell'anno seguente. Allora lo facciamo questa sera qui. Jennifer consegna la corona a Marta Morsanutto. La Miss Friuli Venezia Giulia 2020 consegna la corona alla Miss Friuli Venezia Giulia 2019, a Miss Friuli Venezia Giulia 2020, indossa la corona. E questo applauso arriva a te. Marta, dura poco però, perché adesso arriva Paola Rizzotti e a lei dovrai consegnare la corona, perché questa corona al termine di questa serata andrà a due concorrenti in realtà, perché noi andremo a premiare Miss Friuli Venezia Giulia ma anche Miss Cinema Friuli Venezia Giulia. Paola Rizzotti, prego Paola. Ancora qualche secondo, dai, qualche immagine dei fotografi. Io raggiungo Paola. Paola, com'è dietro? Cosa sta succedendo? C'è tantissima emozione, come è giusto che sia, però devo riconoscere che le ragazze sono tutte molto 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 belle, ma anche molto molto emozionate. Il mio applauso personale a inizio serata a tutte loro, perché veramente siete state bravissime, avete fatto un ottimo percorso a Miss Italia quest'anno e in bocca al lupo per tutto. Grazie davvero, è stato un piacere aver condiviso con voi questi mesi, grazie. Molto bene, siamo congiunti io e Paola, possiamo stare vicini, possiamo stare vicini. E adesso però Marta, non ci prendere troppo gusto, a questo punto sfilati la corona e va nelle mani di Paola e questa corona poi sarà sul capo di una di queste 27 ragazze. Grazie, noi ci vediamo più tardi, grazie Paola, poi vi conosceremo meglio nel corso di questa serata. Ma gli ospiti non sono finiti qui, perché abbiamo un ospite che io voglio ringraziare a nome di tutto lo staff dell'organizzazione, perché senza il Comune di Udine sarebbe stato impossibile realizzare tutto questo e per noi è stato davvero un grande regalo. Con noi l'assessore al turismo e ai grandi eventi Maurizio Franz. Buonasera assessore. Buonasera a tutti, siamo a Friuli Doc, la più importante rassegna enogastronomica e dell'artigianato della nostra regione. Vedere tantissime persone oggi ci riempie di soddisfazione, perché quest'anno è stata un'edizione particolarmente complessa nell'organizzazione, ma il fatto che ci sia stata questa grande partecipazione all'evento di Friuli Doc ci riempie di soddisfazione e soprattutto riempie di soddisfazione i tanti operatori commerciali che sono i veri protagonisti di questa manifestazione. Il motto di Friuli Doc di quest'anno è la bontà di una terra, la bellezza di una città. E quando parliamo di bellezza di una città parliamo delle nostre vie, delle nostre piazze, parliamo del castello di Udine, parliamo dei tantissimi palazzi, ma quando parliamo di bellezza io penso che per tutti noi la nostra mente ricorre automaticamente al concorso di Miss Italia, perché il concorso di Miss Italia nel nostro immaginario da sempre rappresenta l'esaltazione di quello che è lo stile, la classe e la bellezza del sistema Italia, dell'Italian Style che ci è tanto invidiato in tutto il mondo e che diventa un riconoscimento non solo agli operatori del settore, ma diventa anche sotto il profilo economico una grandissima opportunità per tutte le nostre imprese. Quindi grazie a voi che avete organizzato questo concorso qua nella città di Udine e in bocca al lupo a tutte le bellissime ragazze che hanno deciso di cimentarsi in questa prestigiosa competizione. Grazie a lei assessore, grazie davvero e grazie al Comune di Udine per tutto questo, grazie. Le auguriamo buon divertimento. Bene ragazzi, adesso se volete potete rientrare in camerino perché dovete prepararvi per la prima uscita. Rientrate pure, dovete prepararvi per la prima uscita perché adesso cosa accadrà? Alterneremo momenti dedicati alle ragazze alla gara in questa prima parte. Ci tengo a precisare che la giuria oggi pomeriggio, anzi li ringraziamo, hanno dedicato del tempo a loro, sono stati un paio d'ore, hanno fatto il passaggio giuria con tutte le attenzioni che si devono in occasione di una finale regionale. Poi ovviamente le ragazze adesso usciranno in due momenti dove andranno a presentarsi loro, le sentiremo anche parlare, ci racconteranno un po' di loro. A tutto questo alterneremo anche degli spettacoli, avremo degli ospiti su questo palcoscenico e poi, ve lo anticipo, ci sarà uno spettacolo di moda dedicato alla moda non solo quella moderna ma anche alla moda vintage, anni 50, 60 e 70, quindi insomma avremo un qualcosa di completo, rivivremo anche le epoche passate grazie a queste bellissime ragazze. A questo punto cosa accade? Lì c'è un microfono,
di altezza variabile, le ragazze dovranno un po' adeguarsi a quella che è l'altezza del microfono, perdonate se qualcuna dovrà un po' chinare le gambe, però insomma tutto quanto si perdona. Però adesso andiamo a conoscere le nostre ragazze, una ad una si avvicineranno a quel microfono, andranno a presentarsi ovviamente per voi che siete a casa e per voi che siete qui in questa bellissima piazza. Cominciamo con la concorrente numero 1, prego, eccola qui. Buonasera a tutti, io sono Angelica, vivo a Butrio, ho 19 anni e nella vita studio allevamento e salute animale a Udine. Numero 1, Angelica. When I look at you in your eyes, Prego la prossima concorrente. I see there's something burning inside you. Numero 2. Inside you, in your eyes. I know it hurts to smile. Buonasera a tutti, sono Anna, ho 25 anni e vengo da Trieste e nella vita sto concludendo i miei studi magistrali in scienze e tecnologie alimentari. Molto bene. Concorrente numero 2. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you or define you. I tried to find love in someone. Bene, e andiamo con la prossima. Concorrente numero 3. You know I mean it. And I tell you, you're the one that was on my mind. Buonasera a tutti, mi chiamo Manuela, ho 24 anni, vengo da San Daniele del Friuli e nella vita sono istruttore tecnico in Comune a Cividale. When it's done, yeah. Concorrente numero 3. I'm ashamed of what I've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. Ringraziamo la numero 3. E andiamo con la prossima, che ovviamente è la concorrente numero 4. Buonasera, sono Beatrice, ho 20 anni, vengo da Trieste e frequento il secondo anno di comunicazione interlinguistica applicata. Va bene, Beatrice. Concorrente numero 4. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. Grazie Beatrice, andiamo con la prossima, la numero 5. Oh, define you. Buonasera a tutti, mi chiamo Sofia, ho 19 anni, vengo da Udine. Nella vita sono una studentessa di Scienze Internazionali Diplomatiche e pratico judo a livello agonistico. Va bene. Via. Numero 5. L'ordine di uscita è stato casuale, eh? Oggi togliti la mascherina. Vicino al microfono si deve, però così puoi farlo senza. L'ordine di uscita è assolutamente casuale. Oggi le ragazze hanno scelto i numeri quando sono arrivate. Erano coperti ovviamente, quindi numero 5. Era affezionata alla mascherina. Numero 6. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, ho 18 anni e vengo da Trieste. Nella vita frequento il liceo linguistico e studio canto.
Molto bene. Alice, numero 6. Alice, concorrente numero 6. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. E andiamo con la prossima, se non ricordo male, dopo il numero 6 c'è il numero 7. All the screens of Bene, their sì. lives. Screaming Sa mai into queste space serate. to drown them out. Buonasera, sono Michela, ho 21 anni, vivo a Maiano e lavoro in uno studio di amministrazioni condominiali. Don't know where to go, but I know you Michela, wait for concorrente me. numero 7. You wait for me, so far out of sight, sucked into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. Quindi andiamo a conoscere la concorrente numero 8. I'm coming back down tonight. So hold me tight. Buonasera a tutti, sono Angelica, ho 22 anni e vengo da Cervignano del Friuli. Lavoro presso un centro estetico. Angelica, numero 8. We can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, felt nowhere to go. But I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back. Numero 9. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Buonasera, mi chiamo Gaia, ho 22 anni e vengo da Trieste. Nella vita studio scienza della formazione e pratico nuoto a livello agonistico. It's taken time to realize. Numero 9. Gaia. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Mascherina. Mascherina. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Ormai è diventata un'abitudine. Me lo suggerivano dal pubblico. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Grazie Gaia. Andiamo con la prossima. Numero 10. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 22 anni e vengo da Pordenone. Nella vita sono una studentessa di chimica e tecnologie farmaceutiche e sono un'allenatrice di pattinaggio velocità. Bene, numero 10. Falling from the high. I'm following the voice I know. Free falling from the high. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been Beatrice. hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. E andiamo con la numero 11. Coming home, I'm coming back down tonight. Buonasera, io sono Ilaria, vengo da Castacco, ho 18 anni e sono una studentessa in economia. Used to pull my lives, Mascherina. outrun throwing knives. Numero But 1. it's Stavolta l'ho vista over io, now, però. Stavolta l'ho vista io. Aim down Numero deep, so 11, long, Ilaria. even now. 'Cause enough's enough. But it's over now, over now. No more dancing in the shower now. Turning up the music loud. Loving myself, no doubt. You got this, you got this. Oh, we're young and wasted. And we're coming up stronger now. Yeah, we made it, hey. Right now. Yeah, I'm all done waiting. Ed ora abbiamo la numero 12. Up stronger now. Oh, I made it, hey. Right now. Noi la numero 12. Buonasera a tutti, mi chiamo Mariam, ho 22 anni, vengo da Tavagnacco e nella vita faccio la pasticcera. All loud, hey.
12. My God, she says it's fine. 'Cause I'm better now. Ain't standing still, feel no regret. Where could I go next? Oh, it's better now. Maria numero 12. Done with dancing in the shower. Ed è prontissima con punto è la numero 13. Loving Poi. myself, no doubt. You got this. Oh, young and wasted. I'm coming up stronger now. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 29 anni, vengo da Cordenons, sono una fisioterapista e allenatrice di pattinaggio corsa a rotelle. Numero 13 lei è Giulia. Yeah, all done waiting. And I'm coming up stronger now. Oh, I made it. Hey, right now. Numero 13 Giulia. All out. Hey, right now. And I ain't gonna let it burn out. Hey, right now. Stepping into the light. I can finally live. Ed è la volta della numero 14. You know we got this. Stepping into the light. We can finally live tonight. We got this. Buonasera, io sono Valentina, ho 27 anni, vengo da Ariana del Royale e nella vita faccio la truccatrice. Ancora il numero 14. Valentina. Yeah, we made it. Hey, right now. Yeah, all done waiting. And I'm coming up stronger now. Oh, I made it. Hey, right now. Yeah, I wanna let it all out. Hey, right now. And I ain't gonna let it burn. Molto bene, salutiamo anche Valentina. 27 sono le concorrenti, però le abbiamo suddivise in due gruppi perché alle varie sfilate si alterneranno anche momenti di spettacolo, come quello che vedremo fra qualche istante, con protagonisti Andrea Cercego e Giorgia Rigato. Appartengono alla società sportiva Club Diamante Friuli Venezia Giulia, vengono da Trieste dove insegnano danze e si allenano costantemente, ballano da quando erano bambini e continuano il loro percorso competitivo con ottimi risultati. Il loro ultimo successo è stato qualche settimana fa a Blackpool in Inghilterra, dove sono classificati nelle prime 48 coppie a livello mondiale. In questo primo intervento ci presenteranno una samba. A voi. Oh, me love it, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no, don't go yet. Oh yeah, don't go yet, don't go yet. Oh yeah, don't go yet, don't go yet. Oh yeah, don't go yet, don't go yet. What you leaving for when my night is yours? Just a little more, don't go yet. Baby, don't go yet, 'cause I wore this dress for a little drama. And I bet that you think that you know, but you don't, baby, come to mama. I get what I want when I want, and I get it how I want.
che bravi, un applauso per loro, grazie. Li rivedremo anche dopo, però adesso c'è un po' di pubblicità e poi vediamo le altre 13 concorrenti, poi abbiamo altri ospiti, poi abbiamo tante belle cose da farvi vedere con questo nostro tappo che troneggia alle nostre spalle, che è il marchio di Friuli Doc, qui da Piazza Libertà Udine. Fra qualche minuto rimanete con noi. Dove andate? Pubblicità. Ed eccoci qua, di nuovo in onda insieme a voi da Piazza Libertà di Udine, Friuli Doc, finale di Miss Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro questa sera in qualche modo concludiamo anche quello che è stato il ciclo di trasmissioni di Miss in onda su Telefriuli. Vi abbiamo fatto compagnia nei mesi di luglio e agosto e io ringrazio l'emittente Telefriuli che ancora una volta si è dimostrata amica, ma io dico sempre, io mi sento a casa quando ho davanti le telecamere di Telefriuli e sono in questi schermi, che ha voluto seguire fino in fondo il percorso di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, ed ecco che questa diretta va un po' a chiudere questo percorso che abbiamo iniziato insieme. Abbiamo proprio iniziato con Miss Telefriuli, poi è stata fatta una finale regionale dove abbiamo eletto Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro ne approfitto per dirlo a voi che siete a casa, al pubblico, noi questa sera abbiamo 27 concorrenti in gara, sarà assegnato il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia e anche il titolo di Miss Cinema Friuli Venezia Giulia, perché sapete che Miss Italia assegna più titoli in diverse finali regionali. Quindi noi questa sera abbiamo già delle prefinaliste nazionali e le conosceremo nel corso di questa puntata, ma ovviamente tutte quante si mettono in gioco per vincere il titolo appunto di Miss Friuli Venezia Giulia, il titolo regionale se così possiamo definirlo. Quindi davvero mi fa molto piacere anche la presenza di Telefriuli e questo piacere è condiviso anche con tutto il pubblico che è qui, quindi davvero vi ringraziamo di questo. Ma ci eravamo salutati con un intervento di due straordinari ballerini che rivedremo e avevamo conosciuto le prime 14 candidate e ora andiamo a conoscere le prossime. Iniziamo dalla numero 15, io mi faccio da parte, ovviamente si posizionerà al microfono. C'è la numero 15? Ma certo che c'è, vai! Buonasera a tutti, sono Nicolo, ho 22 anni, vengo da Trieste, studio relazioni pubbliche e sono un'insegnante di danza. Nicole, numero 15. Numero 15 Nicole. Ed ora andiamo con la numero 16. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, vengo dal Povoletto, ho 19 anni e nella vita studio per diventare igienista. Numero 16. Elisa. Numero 17. Buonasera, sono Beatrice, ho 19 anni, vengo da Lignano, ho frequentato il liceo classico e farò l'università di economia. Tutto bene? Beatrice numero 17. Quindi andiamo con la numero 18. Buonasera a tutti, mi chiamo Maddalena, ho 20 anni, studio Architectural Design al Politecnico di Milano e vengo da Trieste. Molto bene.
numero 18, lei è Maddalena. Maddalena numero 18. E quindi la numero 19. Buonasera a tutti, sono Erika, vengo da Camino al Tagliamento e ho 20 anni. Nella vita sono una studentessa di Scienze e Tecniche del Turismo Culturale. 19. Erika. Numero 20. Buonasera a tutti, io sono Katrin, ho 19 anni e vengo da Lauzacco. Nella vita sono una studentessa di medicina e pratico karate. Corrente numero 20, Katrin. E quindi andiamo a conoscere la concorrente numero 21. Buonasera a tutti, mi chiamo Marilyn, sono dodicesima del Friuli e ho 18 anni. 21. È la volta della concorrente numero 22. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Palazzolo dello Stella e nella vita studio Scienze dell'Educazione con l'obiettivo di diventare pedagogista. Numero 22, Chiara. Chiara. 22. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've Chiara. never said. E andiamo a conoscere la concorrente numero 23. Oh my God, when I see you I shoot it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling. Buonasera a tutti, sono Giovanna, ho 20 anni, vengo da Udine e nella vita studio farmacia. Things I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes. Cause my heart goes. Numero 23, Giovanna. Ed ora andiamo con la prossima, la concorrente numero 24. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, ho 21 anni e vengo da Udine, studio economia all'università e insegno ginnastica artistica dopo averla praticata per 13 anni. Concorrente numero 24. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes.
That's how it goes. Numero 24, lei è Elisa. 25, chi sarà la numero 25? Ora lo scopriremo. Buonasera a tutti, sono Roxana Polino, ho 24 anni, vengo da Cordenonse e nella vita sono un agente assicurativo. 25 Roxana. Oh my God, this feeling's just begun. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should have run, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes. Roxana numero 25. Ed ora andiamo a presentare il numero 26, anzi si presenta il numero 26 come hanno fatto le altre. Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 20 anni, vivo a Maiano e ho finito da poco il liceo classico. Concorrente numero 26, lei Alessia. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Alessia numero 26. Feelings I feel about us. Chiude il gruppo, anzi mi permetto di dire questo bellissimo gruppo di ragazze, la concorrenza numero 27. Ricordiamo, sono tutte ragazze che hanno vinto delle selezioni, sono già vincitrici per essere. Vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Sania, ho 21 anni e vengo da Basovizza, un paese in provincia di Trieste. Nella vita studio giurisprudenza, alleno ginnastica ritmica e collaboro con il principale giornale sloveno di Trieste. Molto bene, Sania numero 27. Sania numero 27. Bello vedere queste ragazze come sono cresciute anche in questo percorso di Miss Italia. Noi le abbiamo viste alcune di loro, magari alcune partecipano a Miss Italia perché hanno già un po' di esperienza come modelle, fanno i primi passi nella televisione, presentano. Chiedo alla cortesia di abbassare la musica, grazie. Se potete abbassare la musica, grazie. Dicevo, alcune hanno già esperienza in questo senso e approfittano della visibilità che offre Miss Italia. Altre invece magari partecipano a Miss Italia proprio per il prestigio che ha questo concorso, magari solo un giorno per raccontarlo alle figlie e ai nipoti. Io ho fatto Miss Italia. Beh, queste ragazze, io in questa passerella mi emoziono in qualche modo a vederle perché si vede quanto sono cresciute. Me le ricordo alle prime selezioni, però dicevo, a modo loro sono già delle vincitrici. Per essere a questa finale hanno dovuto vincere delle selezioni che abbiamo fatto, come si dice, in presenza e poi ovviamente Miss in onda su Telefriuli. Io però, prima di presentare il prossimo ospite, vorrei portare i saluti da parte di Patrizia Mirigliani, della nostra patron, che tra l'altro ringrazio perché proprio nell'ultima puntata su Telefriuli di Miss in onda ci ha regalato una bella intervista. Vi leggo proprio le sue parole. Rivolgo il mio saluto a tutte le persone presenti ed esprimo soddisfazione e gioia per essere qui rappresentata dalle ragazze di Miss Italia. Viviamo insieme stasera un momento importante del concorso. Non siamo semplici spettatori di queste giornate in cui si scandiscono i tempi della riapertura, della ripresa, della rinascita del nostro paese, del ritorno alla normalità. Siamo protagonisti, la storia siamo anche noi, oggi come nel 1946, oggi e lungo gli 82 anni di questo cammino. E siamo qui in prima fila perché non possiamo più aspettare, la bellezza non può attendere, anzi si riparte da qui, tutti invocano l'energia, lo slancio che nasce dalla bellezza, dal senso positivo
della vita per rimettersi in marcia dopo i lunghi mesi di rinunce e di dolore causati dal Covid. Ci siamo inoltrati sulla strada giusta, ma non siamo completamente al sicuro e quindi responsabilmente rispettiamo le regole ancora in atto. Allontaniamo da noi però espressioni come coprifuoco, preferiamo ammirare l'Italia delle regioni in zona bianca e assistere al ritmo spedito delle vaccinazioni che vedono anche i giovani in fila in attesa del loro turno. Plaudo a Martina Sambucini, la ragazza romana Miss Italia 2020 che ha svolto il proprio ruolo con grande dignità in un anno di eccezionali difficoltà. È stata premiata dal mondo della comunicazione e dello spettacolo, il suo successo per certi versi ricorda quello delle Miss degli anni d'oro. Plaudo alle aziende sponsor e responsabili regionali del concorso che hanno condiviso con me la pazienza dell'attesa, pronti a ricercare le soluzioni per il normale svolgimento delle selezioni. E saluto le 10.000 ragazze che in questi ultimi 2 anni si sono iscritte a Miss Italia. Stiamo studiando le modalità e i tempi della loro partecipazione, come ci stiamo occupando dei dettagli delle fasi finali dell'edizione 2021. Stiamo riprendendo la nostra vita, siamo felici di farlo qui insieme a voi. Queste sono le parole di Patrizia Mirigliani. Grazie Patrizia, e tra l'altro abbiamo parlato di Martina Sambucini, Miss Italia in carica. Io ho avuto il piacere di vederla in questi giorni in azione al Red Carpet nel Festival del Cinema di Venezia e ancora una volta Miss Italia ha individuato la ragazza giusta per davvero una ragazza straordinaria e siamo sicuri che davvero riuscirà a fare una bella carriera. C'è invece chi una carriera l'ha fatta, continua a farla perché da 40 anni ci regala sorrisi e buon umore. E non è facile farlo in ogni occasione come riesce a farlo lui. Riesce a farlo Sdrindule. Scusate, io intanto ne approfitto per portare via questo. Sdrindule, aspetta un attimo che ti presento come si deve, ma intanto... Sarà meglio se non mi presento da solo. Ecco, Sdrindule, 40 anni di sorrisi e di buon umore, dico bene? Sì, intanto dobbiamo dire una cosa, oggi è l'11 settembre, perciò ci sono anniversari tristi e anniversari allegri, come il mio matrimonio. Oggi è l'anniversario. Settembre 1976. Là là. 45 anni che siamo insieme. Povera signora, io la conosco però, insomma. Guarda che è arrivata una scossa alle 6 di sera, 11 settembre, se te lo ricordi. Però aveva anche i lati positivi, quando tu eri un po' chioccut, veniva il terremoto, se facevi qualcosa di libidinoso, andavi da solo. E lei ti diceva che bravo, 6,6 Richter ondulatorio. Mi sono vaccinato. Posso andare? Sì. Ti lascio. Io direi merita un applauso una persona così che... Grazie, grazie. Guarda che non è facile fare il presentatore, è come far ridere. È più facile farsi ridi che far ridi. È vero. Sdrindule! Vai, questo primo intervento. Molto veloce, mi hanno detto 5 minuti, mi sono vaccinato anch'io con la variante giapponese, si chiama Semmo Kagai. In questi 41 anni voi dovete capire una cosa, la musica è cambiata, io ogni tanto sento anche quelli che fanno siamo fuori di testa, ve la ricordate la grotta? Andavo in bicicletta e quando pioveva con le ombrene e ogni volta me le tacconavi, me la fregavano. Allora la mia povera mamma ha detto prendi l'ombrello di tuo fratello che di quelli moderni che si stringono, diventano corti così, lo metti in tasca, lo copri con la giacca e lo riporti a casa. Mi ricordo ancora la canzone che c'era. Ve la ricordate? Monia. Faceva Monia, dolce amor. E lì tu stringevis. Ogni passo era una stretta. E lei sentiva l'ombrello. E a un certo punto mi ha detto, lei è sempre così agitato? Ha detto, solo quando piove, signorina. Vedi? No, ecco, perché Sdrindule va ancora in giro a far ridere se arrivo? Perché la gente ride sempre meno. Eravamo più poveri, avevamo meno di tutto e si era più contenti. Poi il Furlan, sai, c'ha una comicità, quando ride così. È vero o non è vero?
Poi mi fa rabbia quando fa l'orto per 60 persone e sono in due. Gli chiedi un po' di salata, me la porta quando è in semenza, alta così. Hanno comprato, pensa tu come siamo comici, ha comprato un autobus a Targine, della SAF mi pare. Chi è lo sponsor? Per fare allegria, sai che mettono dietro l'autobus la scritta in grande, le pompe funebri di Tarcinto. Era scritto in grande, vieni con noi che ti porteremo nell'ultimo viaggio. Sì, dimmi tu cui che al monte sull'autobus. Nessuno. Adesso hanno cambiato cartello, hanno messo una cassa da morto. Una casa da morto. È scritto, ti facciamo entrare anche senza Green Pass. Ma come si fa? Cosa vuoi fare? Però avete visto che abbiamo le triestine, sono proprio delle belle mule. Bisogna dirgli che a Trieste, è andato anche il mio amico Fritz a Trieste, ha ordinato una pasta asciutta con le vongole e dopo ha chiamato il cameriere e ha detto, senta, non c'è nemmeno una vongola dentro nei gusci. E il cameriere ha detto, la senta, bonomo, anche la torta della nonna non ha la nonna dentro. E Fritz ha detto, forse ha ragione lei, perché anche i spaghetti alla puttanesca non hanno sua sorella dentro. Volevo solo dirvi, perché mi fanno già segno che devo smettere, che non si invecchia con l'andare dell'età, ma si invecchia quando si smette di sorridere. Anche se quando sono arrivato già una signora mi ha detto non servive fa un capanon per un menevis. Non c'è niente da fare. Ormai sono anch'io dell'INPS però, sono dell'INPS, individuo non pericoloso sessualmente. Devo raccontare ancora una o cosa faccio? Sapete, ogni tanto dico, stasera è proprio giusta la frase che dovrei dire, una frase bella. La felicità è l'unica cosa che si moltiplica quando si può dividere con qualcuno. Ecco stasera. Sì. Vi saluto tanto, saluto il mio nipotino Fabio che mi guarda da laggiù. Ciao, speriamo che continui, che io sei stufo di Falmone, 40 anni. Sì, non è da ridere, però un saluto ve lo porto da Camporosso, che ho visto Fritz ieri, era un po' benzinato, e il carabiniere che l'ha fermato ha detto scenda dalla macchina. E lui ha detto sono ubriaco, è meglio che salga lei. E mi raccomando che sentiamo tutte quelle brutte notizie che ammazzano le donne. Finalmente una donna l'ha puntato, ha chiamato il maresciallo e ha detto in via Manin a Udine una signora ha ucciso suo marito con 40 coltellate. E lui ha detto mizzega, che caratterino. Ma non è finita, ha detto. L'ha puntato, ha preso un coltello e gli ha tagliato la testa. Anche quello ha fatto, femminista convinta. E non è finita, ha preso la tanica della benzina, lasciami finire la barzelletta, ti prego, la tanica della benzina e gli ha dato fuoco. Avete trovato il movente? Movente futile, maresciallo, una cagata insomma, no? Ha detto, lei aveva lavato il pavimento in salotto e lui ha camminato che non era ancora asciutto. Grazie. Aspetta, l'avete arrestata? Aspettiamo che si asciughi il pavimento. Sdrindule! Non ne potevano più ste ragazze, tocca a loro, portatemi via Sdrindule e voi tornate sul palco, portatemi via Sdrindule.
c'è una signora che poi presenterà di Roma che rideva come una matta, quindi veramente la comicità di Sdrindula è internazionale. Questo fa capire che poi presenterò che la signora, che è nostra graditissima ospite, ha fatto parte della giuria, ed è bellissimo questo. Tornate sul palco. Jennifer e Marta, tornate sul palco. L'hanno portato via perché adesso io ho promesso che avrei presentato come si deve Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020, e Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Ma io a questo punto innanzitutto voglio ringraziare Francesco Snidero, che è qui di fronte a me con la telecamera, facciamo un applauso, Giandomenico Ricci, che sta curando la regia qui dalla piazza, e ovviamente l'amico Fabio Di Bernardo, che si trova in studio. Ho ringraziato loro, ho qui pronte le Miss, ma a questo punto non vi diciamo nulla, guardate un po' di pubblicità e poi conosceremo più da vicino loro, una intervista, una chiacchierata con Jennifer e Marta. Pubblicità, restate con noi. Ma dove andate? Che trovate di meglio? Pubblicità. Eccoli qua, mi ricorda un po' la serata di Capodanno che abbiamo passato insieme, perché quando stiamo rientrando dalla piazza arriva il conto alla rovescia, 5, 4, 3. Allora, io vi avevo promesso che avremmo ripreso con queste due Miss. Vedete che hanno la fascia Miss Friuli Venezia Giulia entrambe. Qual è la grande differenza? Da questa parte c'è Jennifer Pavesi. Lei è Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Qui invece abbiamo Marta Morsanutto, che è Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Perché le abbiamo insieme? Perché sono un po' l'esempio di quello che è stato Miss Italia in questi 2 anni. Jennifer ha vissuto la finale di Miss Italia con una prefinale con 200 ragazze, giornate straordinarie, 20 giorni di prove, di lavoro importante per affrontare poi la diretta su Rai 1. Marta invece ha fatto l'anno 2020. Patrizia Mirigliani ha detto: io voglio dare un segnale, dobbiamo comunque fare Miss Italia. Ogni ragazza presentava un video ai responsabili regionali, una commissione tecnica sceglieva le 5 ragazze migliori, poi una commissione tecnica dell'organizzazione nazionale sceglieva la migliore, che rappresentava la regione alla finale nazionale dello scorso anno, fatto in uno studio televisivo, ovviamente senza pubblico, in diretta streaming. Allora io approfitto per sentire da queste 2 ragazze quella che è stata l'esperienza che hanno vissuto, iniziando ovviamente da Miss Italia 2019. Jennifer, innanzitutto grazie per essere qui con noi, e cosa ricordi di quelle giornate di Miss Italia 2019, di quella finale? Allora, innanzitutto grazie a voi per avermi invitata come sempre. Erano giornate intense, faticose, perché comunque iniziavano alle 6 di mattina e finivano all'1 o 2 di notte, però giornate cariche di emozioni bellissime, ovviamente, indimenticabili. Tu tra l'altro hai legato moltissimo con colei che poi è diventata Miss Italia, Carolina Stramare, avete condiviso la camera, ma in quelle giornate trovarsi poi, immaginate queste ragazze giovani che si trovano con ragazze che arrivano da tutte le città d'Italia, da tutta Italia, quindi mondi, anche così, esperienze diverse. Che ricordi hai di quelle giornate, di quelle amicizie, del legame che poi hai stretto con Carolina, una ragazza straordinaria? Allora, con Carolina sì, è nata da subito un'amicizia e un'intesa, perché comunque è fondamentale. Stavamo vivendo la stessa cosa nello stesso momento, eravamo in camera insieme, ci siamo legate molto. Con tutte le altre un legame un po' particolare, perché eravamo tantissime, soprattutto all'inizio. Poi già a Venezia abbiamo iniziato a legare un po' di più fra le poche che eravamo rimaste. È stato bello però, molto. Molto bene. L'emozione della diretta televisiva? Non te la so spiegare, ma bellissimo e emozionante, perché è tutto concentrato in un unico momento, che è il momento in cui scendi, perché alla fine, essendo 80, avevamo pochi secondi a disposizione per ognuna di noi, e tutte le emozioni concentrate in quei pochi secondi, forti, molto. Marta, tu invece un'esperienza completamente diversa, ma credo altrettanto importante per te, per la tua persona. Cosa ricordi di quella finale a Roma? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie Paola e Michele per avermi ospitato, grazie. E cosa ricordo di quell'esperienza? Sicuramente momenti magici e indimenticabili. È
è stato, diciamo, un boom. Siamo capitati in questo tornado, diciamo, no? Perché è successo tutto in fretta. Patrizia Mirigliani ha voluto fare giustamente Miss Italia e ci ha detto: ragazze, infondiamo un po' di coraggio in questa situazione. E noi siamo state veramente tanto spinte, come posso dire, dal punto di vista proprio sentimentale. Proprio emotivo. Sì. Incoraggiate tantissimo e noi stesse ci siamo sentite in dovere di rappresentare un messaggio positivo per la gente a casa e per tutti noi italiani. Noi abbiamo visto delle foto bellissime di voi in giro per Roma, con un'accoglienza che è stata fatta a Roma davvero straordinaria. Sì, io ho sempre detto, Michele, grazie a Miss Italia ho conosciuto Roma. È vero, per la non è prima mai volta stata. l'ho visitata, è stato bellissimo, giravamo tutte quante insieme. Invece, a differenza dell'edizione di Jennifer, eravamo molto poche ed era davvero intenso perché eravamo un piccolo gruppetto. Ed era davvero molto bello. Siete riusciti a legare di più, Sì, ovviamente. sì, Bene, sì. ragazzi, io vi ringrazio per questa esperienza che ci raccontate e un applauso per loro. Hanno rappresentato benissimo in entrambe le occasioni la nostra regione e ci vediamo dopo, perché a questo punto, nel momento delle premiazioni, ci sarete anche voi. Grazie davvero. Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019, Marta Morsanuto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Bene, io prima di presentare il prossimo momento vorrei leggere un testo, perché Miss Italia ha una collaborazione molto importante con Codacons. Miss Italia, Codacons ed Associazione Utenti dei Servizi Radio Televisivi sono schierati da anni a fianco delle donne che hanno subito e continuano a subire atti persecutori. Ringraziamo Miss Italia, questo scrive il Codacons, che per l'8º anno consecutivo sostiene e promuove lo sportello anti-stalking del Codacons, realizzato assieme ad Associazione Utenti dei Servizi Radio Televisivi, con l'obiettivo di sensibilizzare su questo dedicato problema che coinvolge migliaia di donne in Italia vittime di azioni persecutorie. L'obiettivo dello sportello è fornire in maniera capillare il più rapidamente possibile il supporto necessario per chi è aggravato dall'assedio di uno stalker. Agire tempestivamente, evitare errori nell'approccio a questo tipo di scenari si è rivelato un fattore di importanza cruciale nella risoluzione dei vari casi giunti all'attenzione degli esperti del Codacons e di Associazione Utenti dei Servizi radiotelevisivi. Da qui la decisione di fornire un servizio di supporto alle vittime facilmente accessibile e tempestivo. Per denunciare le violenze subite, le donne potranno contattare il numero verde 800 199 641 e ricevere gratuitamente consulenza legale e assistenza psicologica. Un aiuto concreto e facilmente accessibile per tutte le vittime di abusi, un supporto necessario per affrontare lo stato di terrore e ansia provocati dai comportamenti assillanti dello stalker. Un team di professionisti attivi in 43 sedi sulla penisola fornisce una valutazione completa dei singoli casi e cerca di intervenire in maniera tempestiva per interrompere l'assedio del molestatore e scongiurare così epiloghi drammatici a cui l'azione intimidatoria dà spesso purtroppo seguito. 800 199 641. A me piace tanto che questo numero potesse non servire, però se dovesse servire, se avete bisogno, approfittate del Codacons perché fa un lavoro straordinario. Facciamo un applauso anche a loro, continua questo rapporto di collaborazione con Miss Italia. Molto bene, allora io mi guardo da questa parte e vedo le nostre Miss pronte, le vedo prima con i costumi da bagno moderni, quindi questo è fuori gara, la giuria ovviamente in questo momento non voterà, lo dico, la giuria, l'ho già detto, ha votato nel corso del pomeriggio perché una finale regionale ci vuole tutto il tempo da dedicare a queste ragazze, le ragazze sono presentate, i giurati se volevano potevano fare domande, insomma c'è stata una bella presentazione ed ora sono pronte per questa sfilata. Iniziamo con i costumi da bagno attualissimi, perché poi con giornate così belle magari si può ancora andare in spiaggia, abbiamo delle spiagge bellissime che sono a poco distanti da noi e quindi ne possiamo approfittare. Poi torno sul palco per raccontarvi quello che vedremo dopo. Pronte? Prego, a voi, eccole! Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, se ti va ne ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le 3, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te, però mi dici non salire, che è meglio di no, se cammini mi fai impazzire. Del baby come on, scendi di vino dai gradini, ma non te la tiri, coi tatuaggi della
ma poi me ne restano 1000. Poi me ne restano 1000. 3 volte di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già 3. Così sfacciato che domando se sale da me. Si spoglia e mi facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con 2 occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola. Dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema. E va bene così, ma poi me ne restano 1000. Poi me ne restano 1000. Sabato sera suona il cabrio nera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Poi me ne restano. Sabato sera suona il cabrio nera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Labbra rosso, Coca-Cola. Dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema. E va bene così, ma poi me ne restano 1000. Poi me ne restano 1000. 1000. Vedi il sole in testa come negli Hawaii. Lei mi guarda come se non mi avesse visto mai. Su una spiaggia con quegli occhi, baby, mi fai così. Mi fai così, yeah yeah. Arrossici quando passo come un frutto tropicale. Se rivedo quel tuo sguardo io vedo il mare. Lei è loca, loca, loca. Vuole solo la mia bocca, bocca, bocca. E se lo muove loca, loca, loca. Penso solo rapapam, rapapam, pam, pam. Ti piace quando ti stringo forte e lo vuoi sempre tutte le volte. Loca, loca, loca. Vuole solo rapapam, pam, rapapam, pam. Beve zitto un'altra notte ancora. Bene, questa prima parte era dedicata ai costumi da bagno, alla moda mare moderna, quella attuale. Adesso vogliamo fare un regalo a voi che siete qui a Udine, a Friuli Doc. Gli amici che seguono Telefriuli forse hanno già visto un qualcosa di simile, perché Paola Rizzotti l'ha fatto in alcune puntate speciali di alcune trasmissioni, insomma abbiamo il piacere di fare insieme a voi. Modashow.it, l'agenzia esclusivista di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, lo diciamo anche nel vicino Veneto, ha una produzione esclusiva, è uno spettacolo che si chiama 1950-60-70 Show, è uno spettacolo di musica, moda, ballo degli anni 50, 60 e 70, quindi una grande sfilata di moda con abiti originali e costumi da bagno d'epoca. Abbiamo estrapolato una piccolissima parte di quello che è lo spettacolo, una serie di capi di costumi da bagno e di abiti d'epoca che presenteremo in questa passerella. Quindi ritorniamo un po' indietro nel tempo, magari provate a immaginare queste ragazze in bianco e nero, come erano le foto delle Miss Italia di qualche anno fa, perché in realtà vedrete che dei costumi da bagno di quell'epoca ci ricordano proprio le Miss degli anni 50-60. Questo è un regalo che Paola Rizzotti vuol fare a voi che siete qui e ovviamente a tutto il pubblico che ci sta seguendo da casa. Le protagoniste di Miss Italia 2021 con abiti degli anni 50, 60 e 70 insieme ai costumi da bagno. A voi! Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è
restano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando era all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone. Ma che bello questo tuffo nel passato, che bello. Che bello, che bello. Bene.
E a questo punto io vorrei andare a presentare i giurati e le giurate che si sono dedicate a queste bellissime ragazze. Inizio da Graziano Tilatti, presidente Udine Confartigianato e presidente regionale ovviamente, quindi grazie per essere stato qui con noi. Poi abbiamo Daniela Annarumi, che voglio poi presentare insieme a un'altra ospite e poi vi spiego il perché. Maddalena Mazzoleni, grazie anche a lei per essere stato qui con noi. Marisa Benes, Simonetta Romagna, Sandro Sabucco. Io ho parlato della signora Daniela Annarumi e voglio presentarla insieme ad Alessandra Galluzzo. Loro sono della farmacia Mazzini di Roma. Voi dite, ma a Udine? Sì, Alessandra Galluzzo è di Udine. E permettetemi di dire una cosa, io vorrei insieme ad Alessandra salutare un amico di Miss Italia che è Nunzio Prestigiacomo. Nunzio è un amico che ci ha lasciato qualche tempo fa. È veramente un amico di Miss Italia, è stato presente a tante finali e ci tenevo a fare questo ringraziamento questa sera. È stato protagonista anche in tante finali nazionali, un imprenditore, una persona molto conosciuta nella nostra regione. Quindi mi fa piacere avere qui con noi Alessandra questa sera e perché l'ho presentata insieme appunto alla signora Daniela. Farmacia Mazzini a Roma è la farmacia che si preoccupa, la Jennifer Pavesi se lo ricorda sicuramente, di portare tutto quello che è il necessario per i 15, 20, 25 giorni di prefinali per le ragazze. Quindi dal cerotto a tutto quello che può servire alle ragazze, loro sono pronte con un container in pratica, perché voi immaginate quelle che sono le necessità delle ragazze, loro sono sempre pronte. Alessandra è di Udine, quindi è qui in questo periodo e ci ha fatto piacere avere la nostra ospite, quindi grazie davvero e grazie alla farmacia Mazzini di Roma, ovviamente. Questa non è pubblicità, ma è un lavoro che fanno prezioso. Bene, poi magari qualcuno ci sta guardando in streaming da Roma e potrebbe anche conoscervi, perché tutto questo è telefriuli.it. A questo punto io andrei con un momento dedicato al ballo. Abbiamo sempre con noi Andrea e Giorgia, ci fanno un paso doble. A voi. Bravi!
Complimenti, un applauso ancora. Bene. Ed ora noi abbiamo detto che ci sono alcune ragazze che si sono già aggiudicate dei titoli regionali e sono già prefinaliste nazionali, ovviamente sono anche loro in gara per il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia, ma io ve le vorrei presentare. Prego, cominciamo con Angelica Drinovez, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Chi segue Telefriuli la conosce perché lei ha vinto proprio a Telefriuli in diretta negli studi televisivi. Lei è di Butrio. Poi nella Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in occasione di Lignano in Moda, è stata premiata Erika Rebelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, lei di Camino al Tagliamento. E poi abbiamo Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, Sania Zagar di Basovizza in provincia di Trieste, è stata premiata a Cordenons, tra l'altro in un bellissimo evento dove protagonisti sono stati i sarti e gli stilisti della nostra regione insieme agli amici di Confartigianato. Nella stessa sera Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia, Sofia Cittaro di Udine, anche lei a Cordenons. Ragazzi, se volete distanziarvi un po', allargatevi un pochino perché dovete fare spazio anche alle altre, perché abbiamo Miss B-Match Friuli Venezia Giulia, lei è Elisa Molettieri di Udine, premiata al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro. E poi abbiamo Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, è stata premiata a Clout Anna Natali di Trieste. E adesso sapete cosa faccio io? Farei fare una passerella a ognuno, prego, dai, anche se non è prevista la fate lo stesso, vai, una alla volta. Roger sarà bravissimo, prego, vai, Miss Sorriso, Roger è bravissimo, pronto con le basi. Angelica Andrinoves, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. E poi Erika, condividete la passerella in due, Erika Rebelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Sania, Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, Sania Zagar. Sofia Cittaro è Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia. Miss B-Match invece è Elisa Molettieri. E poi abbiamo Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, lei Anna Natale. Ed ora al mio 3 in coro, anche se non si sentirà, dovete dire pubblicità. 1, 2, 3. Pubblicità. Subito dopo andremo a conoscere chi vince il titolo di Miss Cinema Friuli Venezia Giulia. Grazie, pubblicità. Giù. E ci siamo, amici di Telefriuli, sempre qui, Piazza della Libertà a Udine, per la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, valida per 82esima edizione di Miss Italia. Bene, cosa abbiamo da fare? Abbiamo da premiare la Miss Cinema, abbiamo da ascoltare una cantante, dobbiamo conoscere il nome da Miss Friuli Venezia Giulia, ma a questo punto il sorriso e il buon umore ce lo porterà Sdrindule, eccolo, ancora con noi. Vieni Sdrindule, ma che bella giacca che hai! Ma che bella giacca che hai. Era di una miss, perché faceva un freddo. Posso andare? Se vuoi andare vai. Sì. Ma adesso dammi il tempo però. Ti mando a prendere dalle ragazze, so che ci hai preso gusto su questa cosa, ti preoccupare, vai. Sdrindule con noi. Mi dispiace che prima ho detto, grazie cari, mi dispiace che prima ho detto qualcosa in Furlan anche, perché quanta gente che non capisce il Furlan qua? Tanti. Furlan è difficile, bisogna dirlo, prova a dire la suocera del pappagallo in Furlan, ti viene fuori le Madonne di Loreto. Allora adesso vi faccio ridere, proprio un Furlan doveva andare a Londra, non sapeva neanche una parola d'inglese e il Copari ha detto cool Furlan, vai in tutto il mondo, ti capiscono anche in Cina.
Sai come mi chiamano i cinesi a me? Devono avermi visto in desabillé. Mi chiamano Slindule. Ho detto, Slindule, se Adamo ed Eva fossero stati cinesi, si erano ancora tutti nel paradiso terrestre, perché non mangiavano la mela, mangiavano il serpente. Insomma, gli ha detto, stai attento, il furlan è quasi come l'inglese. Tu devi parlare piano, sillabare le parole, sapete cosa vuol dire sillabare? Questa bella sera. E vedrai che è uguale all'inglese. Questo arriva il furlan all'aeroporto di Heathrow a Londra con la valigia. Ha detto sillabare le parole. Taxi! E un daur, salute! Allora dice, si è fermato, ha capito. Allora l'inglese è come il furlan, monta sul taxi e gli fa al taxista, io dovares là in place Churchill. Quello che guidava il taxi, vindi la pe tangenzial o pe citat. Allora dice, non c'è ben calciare inglese, si capisce proprio tutto. Mior pe citat, allora dice, così io viot alc. Ma lui, signor taxista, di Dulacale, io di Glemone, io sei di San Daniele, ma allora, sin furlangs, mi par proprio di sive. E non saresti mio smetti di chiacchierare inglese e comincia a fare furlan? Vedi come siamo? Dovrei parlarvi un po' di Fritz di Camporosso però, Quelli lo conoscono in tutto il mondo, Dove sono stato in Australia, in Canada. A proposito c'è anche un canadese arrivato, un furlan dal Canada, pensa tu, per Friuli Doc. Ero alla sagra di Camporosso di San Egidio, avevo già bevuto un 5 Cabernet Franc e quando cominciano a tremarti un po' le gambe, io non monto più in macchina, vado col taxi fino a Valbruna, che io sono di Valbruna, e Fritz, che era dietro il banco, gli ho detto, tu che hai il telefonino con la batteria, fammi un favore, chiama un taxi che vado a Valbruna. Ha detto, non sia mai detto che il mio amico Sdrindule va a casa col taxi, ti porto io. Ma lui ne aveva bevuti 25 però, Dovevi vedere che paura. Ho detto, prendi la macchina della Frizza, la moglie, che se si fermano ce la sequestrano. Ero dentro seduto con la mano così, le bugie dal culo, tipo ventosa, andava di qua e di là della strada. A un certo punto gli ho detto, Fritz, stai attento che stai andando di qua e di là della strada. E lui mi ha guardato e ha detto, non sei tu che guidi stasera. Fermi! Ha preso la strada per Valbruna in contromano e c'era la radio aperta e c'era la polizia che faceva, state attenti che c'è un pazzo che sta andando in contromano. E lui mi fa a me, vedi che danno sempre notizie sbagliate. Ne avrò visti già più di 15 che mi venivano contro. Neanche fatto 1 chilometro, era già il maresciallo da carabinieri, quello con la paletta. Sai che lampa di notte. Lui non riusciva a aprire il finestrino della Panda, faceva dentro. E il maresciallo di Fur, quando ha aperto, gli è venuto fuori un alito di Cabernet Franc. Il maresciallo ha detto, abbiamo bevuto, Ha detto, mica solo voi, anch'io, sa? Ha detto, non faccia il furbo e mi dia la patente. Ho detto, ve l'ho data 3 mesi fa. L'avete già persa? Guarda, io non la voglio rovinare, mi dia il nome e cognome almeno, perché se no la porto dentro.
Ho detto, non posso. Come non può? Sono un alcolista anonimo. Mi dia almeno il nome perché se no, guardi, la passa male stasera. Ho detto, come agitato, maresciallo? Se vuole glielo dico, mi chiamo Gesù. Come Gesù? Guardi che la porto dentro per vilipendio alla religione. Non mi crede che mi chiamo Gesù? Venga con me. E lì a Camporosso c'è un'osteria di un triestin. Uccio Cagotto si chiama. Appena Fritz ha aperto la porta dell'osteria al triestin, Cristo, te son de nuovo qua. Sequestrate la macchina, giravano, mi vedi ridi anche a me, giravano in bicicletta, uscivano dall'osteria, boom, contro la chiesa, ogni volta che sulla curva. E l'altra sera ha detto, stasera mi sento in forma, spostiamo la chiesa che ha rotto le balle. Hanno appoggiato le biciclette e si sono messi a spingere la chiesa. Passa un ladro, gli ha fregato le biciclette. Dopo un po' che spingeva ha detto, adesso basta spingere perché penso che siamo lontani. Non vedo neanche le biciclette più. Questo è Fritz di Camporosso. È sempre arrabbiato con la moglie. L'altra sera ha avuto un I remember raptus sexual. Gli ha detto alla Frizza, dimmi qualcosa che mi faccia sentire un toro. E lei ha detto, hai le corna. Ciao. Non c'è niente da fare qua. Volevo dirvi anche una bella frase. Esternamente non possiamo fare molto per non dimostrare che siamo vecchi, ma internamente possiamo fare tante cose per non diventare vecchi. Adesso non so io qua, mi mandano lo sbaraglio stasera. Allora facciamo finta alta carnia. Sai che sono sparagnini i Tierney, eh? Cosa? Quando si aveva il gabinetto fuori, a un Tierney gli sono cadute 500 lire per la marmellata. È stato un'ora e mezza, tal cesso. Che diceva, vuoi o non vuoi? Vado o non vado? Dopo gli è venuta l'idea, ha tirato fuori il portafoglio, ha buttato lui 500 lire apposta, ha detto, adesso per 1000 vado. Io Tierney. Però devo dire, guarda che anche gli istriani sono anche loro sparagnini. Un Tierney è andato a Porto Rose, in Istria, gli ha fatto il caffè l'istriano, gli ha messo la quantità d'acqua, dopo aveva un chicco di caffè lì col spago e gli faceva vedere. Quando è venuto in Carnia, l'istriano, il Tierney, gli ha messo la stessa quantità di acqua, aveva anche lui il chicco, caffè oro, col filo, invece di totti a dentro gli faceva il nome a Tor. Ha detto non si sa mai che diventi troppo forte il caffè. Herbes. Poveri sti carnici. Vabbè, dai. Senti, sono qua. Insomma, questo anziano carnico faceva salami di asino, salami di mush, che anche sono buoni. E ormai andava in pensione, lasciava tutto al figlio, va tu avanti con l'azienda, figlio un po' rimbambito, un po' kindaur, come si dice, ha detto, guarda, è facile, è come quando lavi la macchina, il lavaggio, metti la macchina lì, la macchina la tira dentro e in fondo la lava. La stessa cosa è qua, abbiamo comprato questa macchina in Cina, a Shanghai, metti l'asino lì, la macchina lo prende, lo tira fuori e in fondo vengono fuori i salami. Allora il figlio ha detto, papà, non esiste una macchina che metti il salame lì e salta fuori il mush in fondo. Quella l'aveva tua madre. Mettuto il salam vecchio il mush, ha detto. Signori, vi lascio con un'altra bella frase che a te piace e dice, sorridi
anche di un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste è la tristezza di non saper sorridere. La grandezza di Sdrindula è questa, che ci fa sorridere, ci regala buon umore e ci fa anche pensare. Grazie Hermes, grazie. Sai Sdrindula. caro, devo ringraziare anche Udine e te principalmente, che mi hai fatto venire in questo palco che mi sento un po' anche, come si dice? A casa. No, famoso. No, Sdrindule! Poi ci vediamo nel finale, quando chiudiamo Ancora? sali sul palco. No, solo come per il saluto finale tutti insieme sul palco. Grazie Sdrindule. Bene, e a questo punto è arrivato il momento di chiamare tutte le ragazze, ad esclusione di quelle che hanno già vinto un titolo regionale, per andare ad eleggere Miss Cinema. Eccole, un applauso per loro. Vai! E io questo applauso lo rivolgerei da questa parte anche a Roger, il DJ che ci sta curando tutta la colonna sonora della serata. E un saluto voglio farlo anche al nostro fotografo ufficiale, Walter Parisotto, perché è lui che segue il tour di Miss Italia in Friuli e anche in Veneto, e tutti quei bei servizi fotografici che vedete pubblicati sui social, e grazie a loro. Quindi grazie davvero a Walter. Molto bene, e a questo punto le vediamo tutte schierate. Ovviamente sono 21, sono le ragazze che ancora non hanno vinto titoli regionali. Sul palco con noi arriverà l'assessore Franz insieme alla signora Simonetta Romagna, gioielleria Romagna, con un bellissimo gioiello Miluna. Prego assessore Franz se vuole salire sul palco con la fascia. Signora Romagna, Simonetta Romagna, eccoli qua. Arriva anche Paola Rizzotti, stiamo pure qui vicini perché adesso lasciamo spazio al centro del palco. Prego Simonetta, prego Paola, arriva con la corona. Altro titolo regionale, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia, anche lei ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia, è la concorrente numero 14 Valentina Petris. E lei, togliti la mascherina adesso, ricevi dall'assessore Franz la fascia che dovrà indossare da sola. La procedura la conoscete già, certo. Indossala Valentina, non essere emozionata, so che un po' di emozione c'è. Poi arriva Paola Rizzotti, consegna la corona all'assessore e poi la corona la diamo a Valentina che se la indossa da sola. Tutto da sola, fate tutto voi quest'anno. E poi a questo punto arriva Simonetta Romagna con il gioiello Miluna, che te lo consegna, perché è un gioiello Miluna per te, grazie ovviamente a Gioielleria Romagna di Udine. E a questo punto ci fai anche la passerella fino in fondo. Vai! Valentina Petris vince il titolo di Miss Cinema Friuli Venezia Giulia. Valentina Petris di Quals, di Reana del Royale. La vedo un po' confusa. Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. E ovviamente un applauso a tutte le altre nostre concorrenti. Grazie, potete rientrare tutti quanti, potete rientrare, grazie assessore, ci vediamo poi per il finale. Potete rientrare tutte ragazze, potete rientrare tutte quante. Adesso arriva un momento musicale perché si avvicina l'attimo della premiazione di Miss Friuli Venezia Giulia, dove le rivedremo tutte sul palco, perché ovviamente per il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia riconcorreranno tutte quante. Ovviamente facciamo scendere le nostre ragazze coi tempi e i modi dovuti. Amici di Telefriuli, qui sta andando bene, è bellissimo, guardate, c'è un'atmosfera straordinaria, quindi grazie davvero. Friuli Doc è quest'anno c'è stato fatto questo regalo di poter portare Miss Friuli Venezia Giulia in questa piazza Libertà Udine straordinaria. Bene, vedo prontissima la prossima ospite, con noi la cantante Erika B. Vieni Erika! Buonasera! Ciao Erika! Cosa ci presenti di bello su questo? Visto come ormai l'abbiamo tutti, si allontana da me e fa bene, giustamente. Per il Covid, non pensate male, non è che giustamente perché bisogna mantenere le distanze. Cosa ci presenti? You Give Love a Bad Name di Bon Jovi e Try di Pink. Con noi Erika B. Shout to the heart, and you're to blame. Darling, you give love a bad name. Sulle mani Udine!
Grazie Erika. Grazie Questa a voi. sera abbiamo avuto quei due ballerini straordinari che sono di Trieste, Strindule, che vabbè è un campione della comicità ed è friulano. Erika è di Udine, a noi piace offrire il palco di Miss Italia per dare visibilità a questi talenti. Grazie Erika, complimenti, ci vediamo poi nel finale, sali anche tu sul palco. Bene, e adesso chiamiamo tutte e 27 le concorrenti, perché adesso andremo a premiare Miss Friuli Venezia Giulia 2021. A voi, eccole qui tutte sul palco. Poi vedremo come staremo tutti sul palco perché abbiamo gli ospiti, però eccole qui, tutte insieme, pronte. Tutte insieme per ricevere questo titolo che darà la possibilità a Miss Friuli Venezia Giulia, ovviamente insieme alle altre prefinaliste che abbiamo conosciuto, di partecipare alle prefinali nazionali dell'82esima edizione di Miss Italia. Io intanto che loro si schierano vi chiedo un bel applauso per tutto lo staff tecnico, per Roger, il nostro DJ, per gli amici di Telefriuli che sono a casa e per tutti coloro, Francesco Snidero insieme all'operatore Giandomenico Ricci, in regia qui in piazza e poi in studio Fabio Di Bernardo. Grazie, avete fatto un lavoro straordinario, mi dicono che stiamo ricevendo dei messaggi, piace molto la trasmissione e questo ci fa piacere. Grazie a voi ovviamente, questo applauso fatelo per voi perché siete stati straordinari, ci avete tenuto compagnia, la piazza con tanto pubblico che andava, veniva, si fermava, guardava lo spettacolo, è stato molto apprezzato, ma tant'è, ora si deve andare a premiare Miss Friuli Venezia Giulia. Vorrei sul palco l'assessore Franz che arriva con la fascia, però se mi date il microfono, perché mi piacerebbe che l'assessore Franz a questo punto facesse anche un saluto. Ci siamo visti all'inizio della nostra diretta, cedo a lei il microfono se vuole portare un saluto prima di premiare la vincitrice. Porto il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco Fontanini, è stata una serata veramente splendida, molto emozionante immagino per tutte le partecipanti ma anche per il pubblico numerosissimo che si è affollato qua, anche se in modo tranquillo, sicuro, Esatto. Quindi è una degna serata che si inserisce nel contesto di Friuli Doc, una manifestazione che è molto cresciuta e quindi grazie a tutti voi e grazie soprattutto in bocca al lupo alle ragazze. Paola, se vuoi salire sul palco, Paola Rizzotti, intanto io voglio ringraziare gli amici di B-Match, sponsor di Miss Italia, ovviamente gli amici di Miluna, Rocchetta, l'acqua di Miss Italia, questi partner che ci fanno compagnia. Paola, se vuoi portare un saluto anche tu, e lei, facciamo un applauso per Paola, lei gestisce tutte le selezioni, cura la regia, segue le ragazze con tanto affetto, quindi so che ci tieni sempre a portare un saluto al termine di questo percorso, perché in realtà è un percorso che è iniziato da Telefriuli con Miss Telefriuli e si conclude questa sera attraverso serate in presenza, come si dice negli studi televisivi. Vai Paola. Buonasera a tutti, non è una frase fatta, ma la serata di Miss Friuli Venezia Giulia mette un punto a un discorso, a un periodo che è iniziato nel mese di giugno. Quindi da parte mia c'è molta emozione che è anche carica di stanchezza, di stress, perché comunque sono state tante serate impegnative. Però io penso, voi potete immaginare, io a queste ragazze sono legata a tutte, dalla 1 alla 27, per vari motivi. E quindi quando si condividono tante cose, poi diventa anche difficile, no? Portare un saluto da parte mia. Sono felicissima di non far parte della giuria, io proprio mi vanto di essere l'organizzatrice in una maniera... difficile, molto esatto. difficile. Quindi i miei complimenti ai giurati, i miei complimenti alle ragazze, ma posso dirlo anche ai loro genitori e ai loro familiari, che sono tutti presenti qui, hanno tutta la zona a loro riservata. Grazie per averle sempre accompagnate, supportate, ma sopportate secondo me anche qualche volta, perché è giusto dirlo. Termino dicendo grazie all'amministrazione comunale di Udine, che ci ha accolti in una maniera strepitosa. Veramente i miei complimenti a lei, ma a tutto l'ufficio dei grandi eventi del turismo, capitanati dalla dottoressa Grillo. Veramente grazie, grazie di cuore e alla prossima. Sono stati molti vicini. Molto. Organizzare tutto questo non è stato facile. Bene, Grazie. a questo punto arriva la corona, arrivano le Miss Jennifer e Marta, tutti insieme sul palco, poi si preparino anche gli ospiti per il finale, chiamo anche loro, voglio chiudere con loro. Arriva la corona? Sì, arriva la corona. Jennifer, chi ce l'ha la corona? Marta la corona che poi passerà all'assessore Franz. Ci siamo? Io mi metto da parte, scusate per gli amici
dell'emittente, ma io mi metto in un angolino. Vado a leggere Miss Friuli Venezia Giulia 2021 e la concorrente numero... lo so che potremmo sforare, però... 24, Elisa Molettieri di Udine. Elisa è Miss Friuli Venezia Giulia. Riceve la fascia. Puoi toglierti la mascherina se vuoi, Adesso sì, prendi la corona dal suo scrigno, indossala e a questo punto, con una canzone che ha scelto Roger, fai la passerella. Vai, Miss Friuli Venezia Giulia e Elisa Molettieri. Però a questo punto la Paola mi sta facendo capire che c'è un ripescaggio, esatto. Perché Elisa, avete visto, che aveva già vinto il titolo di Miss B-Match. Moneta Romagna consegnerà il gioiello Miluna, prego. Vedo anche Elisa come Valentina prima molto tesa. E a questo punto abbiamo detto che Elisa aveva vinto il titolo di Miss B-Match Friuli Venezia Giulia, si assegna a questo punto a la numero 10, Beatrice Basaldella. Glielo puoi portare lei? Miss B-Match Friuli Venezia Giulia. Pensavo lo dicesse, ho cercato di fargli portare via una presentazione alla Paola, ma non ci siamo riusciti. E a questo punto, insieme a loro, Andrea e Giorgia, i nostri ballerini che ci hanno fatto compagnia questa sera, salito sul palco tutti insieme. Dai, stiamo distanziati, però vi voglio tutti. Marisa Benes, Club Diamante FVG, c'è la Marisa? C'è Marisa? Sì, la vedo che sta arrivando, eccola qui, è lei. Qui voglio un grande applauso per le nostre ragazze. Poi Erika B, Sdrindule, dove siete? Sdrindu, Erika B, tutti insieme su questo palcoscenico. Grazie alla giuria, voglio ringraziare il presidente Tilatti, il presidente di Confargenato Udine e anche il presidente regionale. Tra l'altro lo ringrazio perché siamo stati ospiti a Cordenons di una serata davvero bellissima, abbiamo fatto delle serate quest'anno davvero straordinarie, ringraziamo e credo che la più bella conclusione non potesse che essere proprio qui a Udine. Dov'è? Marisa, Sdrindule, veloce, una battutina veloce. Erika B, dov'è la cantante? Ah, ci sei, scusa, non ti avevo visto. Una roba veloce, Sdrindule. Mi ero rilassato così bene, adesso cosa devo dire? Dimmi tu, una frase delle tue. Una frase? Mi hanno chiesto come va la mia arteriosclerosi. E io ho detto l'ho cambiata, ho preso una Fiat. Volevamo concludere con un sorriso di questo amico che ci fa sorridere da 40 anni. Grazie ai nostri ospiti, grazie alle Miss, grazie a tutte quante voi ragazzi, siete state protagoniste di una stagione davvero molto molto bella per tutti quanti noi. Grazie Telefriuli e grazie Udine, grazie Friuli Doc. Ciao. Buonanotte. Ciao. Remedy, take the pain away. Easy as 1, 2, 3. You know I got what you need. I got the recipe, take the pain away. If you're ever feeling low, you could come and say hello. Questa trasmissione è stata offerta da Arteni Group.